La revocazione della passione e morte di Cristo, la rappresentazione del sisclavamento, la deposizione del corpo di Gesù dalla croce, celebrati nella cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro, hanno immerso i cristiani nuoresi nel mistero pasquale, un momento di introspezione in cui ogni credente è chiamato a confermare la propria fede in Dio, anche in un mondo profondamente laicizzato in cui la religione ha sempre meno spazio tra le priorità delle persone. Oggi, sabato santo, per i cristiani è il giorno del lutto e del silenzio, l'unico in cui non si celebra l'Eucaristia. Una pausa di riflessione per poi gioire domani, domenica, in occasione della Pasqua di Resurrezione, con il Cristo trionfante sulla morte e sul peccato. I riti del Venerdì Santo rappresentano un momento di grande tensione emotiva per i cristiani, chiamati in particolare nel Nuorese e in Sardegna ad assistere a rievocazioni molto realistiche degli episodi evangelici della passione e morte di Cristo sulla croce. Il momento più drammatico della vicenda terrena del Dio fatto uomo per redimere l'umanità e condurla alla vita eterna. La cattedrale di Nuoro ha ospitato la rappresentazione del sisclavamento affidata alla confraternita di Santa Croce, i cui confratelli hanno impersonato i protagonisti della passione e morte di Cristo, da Giuseppe d'Arimatea agli altri giusti, con i momenti salienti scanditi dalla lettura del Vangelo fatta dal parroco Don Giovanni Maria Chiesa. In una chiesa completamente al buio, i confratelli hanno compiuto il gesto caritatevole di deporre il corpo di Gesù dalla croce, quindi il simulacro del Cristo morto, seguito da quello della Madonna Addolorata, ha lasciato la cattedrale per dirigersi attraverso il rione Sant'Upredu verso la chiesa di San Carlo, dove è stato allestito il Santo Sepolcro. Qui il Cristo ha ricevuto l'omaggio commosso dei fedeli, questo in attesa della Pasqua di Resurrezione, quando il Cristo trionfante sulla morte e la Madonna si incontreranno per il rito del incontro in programma in piazza San Giovanni.